in collaborazione con... Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13. Il tempo, avete visto, è molto grigio, tra l'altro purtroppo ci sono anche gravi difficoltà e a titolo personale ringrazio il lavoro meraviglioso che sta facendo la nostra redazione per essere in qualche modo di supporto sia ai cittadini in difficoltà e anche fanno da tramite con quelli che sono invece le forze dell'ordine o la protezione civile. Quindi ragazzi grazie, spero che anche voi amici riusciate a percepire quello che anche una realtà come Antena 3 riesce a dare in quanto a servizio pubblico. Allora, detto questo, cambiamo completamente argomento e parliamo di quello che è appunto l'oggetto della trasmissione di quest'oggi. Io era da un po' che volevo organizzare questa trasmissione perché leggendo i giornali, vedendo quello che accade, ovviamente voi sapete che noi parliamo spesso di lavoro, di economia, cerchiamo di capire quelli che sono gli scenari del nostro territorio e ho colto anche l'occasione di un'azienda storica, per esempio come la Dainese, che tanti di voi conosceranno, che non più tardi di qualche settimana fa, anzi una decina di giorni fa, è stato ufficializzato l'acquisto di Dainese, o la vendita, a seconda dei punti di vista, di Dainese da parte di un fondo straniero. Qui si aprono tutta una serie di scenari, cioè immagino che tanti di voi vogliono capire cosa è un fondo, perché i nostri imprenditori vendono l'azienda quando insomma sono dei marchi storici che funzionano, quali sono le prospettive e il territorio come comunque si sta organizzando dal punto di vista imprenditoriale. Quindi, dopo questa lunga premessa, oggi parliamo appunto di aziende, ovviamente ho messo una provocazione nel titolo, aziende a vendersi. Abbiamo due ospiti, l'ingegnere imperiale che è amministratore delegato di Virosac, tra l'altro poi vedremo azienda acquistata da un fondo, anzi sono più fondi coinvolti, comunque è espressione di un fondo. Poi abbiamo il professor Bagnoli di Ca' Foscari e del Dipartimento di Economia. Di management, scusami Carlo, e che tra l'altro è responsabile di un progetto molto innovativo che si chiama Innovarea e poi vedremo di capire che cos'è. Li ringrazio per la loro presenza, perché ha dato una presenza di qualità e di spessore e che sono convinto che oggi mi aiuterà a chiarirvi un po' le idee su queste dinamiche. Ok? Quindi grazie e partiamo. Allora, che cos'è un fondo? Partiamo da lì, dall'ABC. Allora, buongiorno a tutti. Quando c'è un investimento da parte di una società finanziaria in un'azienda, il fondo è lo strumento attraverso il quale la società agisce. Quindi c'è una società, parlo ovviamente della situazione normale, della situazione classica, c'è una società che agisce nel private equity, cioè nell'azionariato privato, cioè investe in aziende e per farlo utilizza un fondo. Il fondo è uno strumento che non è altro che la raccolta di un gruppo di investitori. Quindi una società di private equity può avere 2, 3, 4, 1, 10 fondi attivi, ognuno dei quali è partecipato da una serie di investitori. Diciamo, un fondo normale, medio, può avere una dotazione di 50-100 milioni di euro, qualcosa di questo ordine di grandezza, ce ne sono di più piccoli e di più grandi, e ci sono 10, 20, 30 investitori che investono in questo fondo. La società di private equity gestisce questi investimenti, cioè in pratica seleziona le aziende in cui intervenire, raccoglie gli investitori che vogliono investire in questo gruppo di aziende, insomma, un fondo può avere 8, 10 aziende, 12, così, e poi ne gestisce anche la dismissione, perché poi il ruolo fondamentale delle società di private equity è di sviluppare valore,
fare investimenti, guadagnare soldi per i loro investitori, più sono bravi. Facendo crescere l'azienda, perché quella cosa funziona se Sì, l'azienda cresce. Assolutamente sì, difatti la chiave è proprio il valore dell'azienda, cioè deve essere sviluppato il valore dell'azienda, non tanto quanto guadagna ma quanto è l'azienda. Allora Carlo, tu oltre ad essere un osservatore privilegiato sei anche nel campo. Dopo arriviamo a Novarea. Comunque, dal punto di vista di un ruolo come il tuo, che sei sia nel contesto della formazione dei futuri manager, ma contemporaneamente sei dentro le aziende perché sei un anello di congiunzione sostanzialmente. Qual è la visione del mondo accademico nei confronti di queste realtà? Beh, diciamo che l'intervento, come diceva giustamente prima l'ingegnere, l'intervento del fondo non è tanto solo un intervento di finanza, no? Deve essere un intervento di apportare competenze manageriali. Nel senso che, faccio un passo indietro, l'impresa deriva, proprio la parola impresa deriva dall'impresa, la missione impossibile. E quindi cosa succede? Che l'imprenditore ha generalmente uno spirito animale per generare qualcosa dal niente e riuscire a creare valore. Il problema però del creare valore è parte della torta, perché poi occorre scalare questo valore, no? Cioè le due domande, quando uno parte con una nuova impresa deve dire: creo valore per qualcuno? Prima domanda, se sì, riesco a scalare questo valore, quindi a scalare il business? Le competenze per creare valore immaginandosi un nuovo servizio o prodotto rispetto alle competenze per scalare il business sono competenze diverse. Le prime sono competenze imprenditoriali, occorre fare l'impresa, le seconde generalmente sono competenze più manageriali. In questo senso le imprese possono avere varie forme per recuperare queste competenze manageriali, facendole crescere all'interno, acquisendo managerialità dall'esterno, ma certamente molte nostre imprese, anche perché non hanno capacità finanziarie tali per finanziare piani di sviluppo, ricorrono a, appunto come diceva, a questi strumenti, cioè di private equity, che apportano risorse finanziarie ma devono in qualche modo apportare anche managerialità. In questo senso è sicuramente una modalità per far crescere le nostre aziende che, io non sto a dire piccolo e bello, grande e bello, però certamente esiste una dimensione minima da raggiungere che permette alle aziende di fare investimenti. Cioè le aziende non devono essere tutte multinazionali, però se non hai una minima dimensione per poter essere presente in 70 paesi, per poter rischiare, cioè il tema della dimensione è semplice da capire: più sono grande, più posso permettermi di sbagliare qualche investimento, più sono piccolo, se sbaglio l'unico investimento che faccio sono finito. Quindi la scalabilità è un tema importante e questi fondi aiutano. E il nostro territorio da questo punto di vista, che è permeato di tante piccole realtà, diciamo che ne è proprio l'esempio, cioè nel momento in cui si riesce a iniziare a scalare, quindi ad espandere le proprie dimensioni, significa che il tessuto imprenditoriale può dare delle risposte diverse rispetto a quelle che ha dato finora. Finora queste dimensioni potevano essere accettabili da parte dei mercati, più in là andiamo, ovviamente mi sembra che sarà più complicato, no? Bene, insomma, prima premessa, penso che siano riusciti a farlo capire. Andrei più a fondo sul concetto di interessi, perché ovviamente mi metto nei panni di il dipendente, il collaboratore eccetera di un'azienda che sta per essere acquisita o è appena stata acquisita e gli possono venire mille dubbi, mille perplessità sul fatto di non aver più la figura, tra l'altro, dell'imprenditore, il vecchio paron eccetera eccetera, ma di trovarsi a relazionarsi con qualcuno che arriva calato lì, come è stato lei tra l'altro. Sì, penso che a livello umano innanzitutto siano delle entrate in punta di piedi, nella maggior parte dei casi si cerca di non fare troppe onde, perché la prima cosa naturalmente è farsi accettare, però è comprensibile che da parte di persone che sono abituate ad avere un solo punto di riferimento e ce l'hanno avuto magari per 30 anni o magari più, vedere un cambiamento, la prima cosa che si pensa è: oddio Dio, che cosa sta succedendo? O che cosa mi capiterà? Anche perché le organizzazioni di persone per loro natura cercano la stabilità. Sì. E quindi quando la raggiungono, appena metti il sassolino appunto nella piccola onda che si viene a creare. È vero. Le persone in generale temono il cambiamento, esatto, mediamente parlando, resistono al cambiamento, non solo le persone dentro le organizzazioni. Salvo poi lamentarsi perché le cose non cambiano. Questo è vero. No, comunque io parlo naturalmente da parte in causa, quindi non pretendo di essere obiettivo. Io credo che i lavoratori di un'azienda che viene
diciamo così, acquisita da parte di un investitore professionista dovrebbe essere di soddisfazione, per due motivi principalmente. Uno è che è un riconoscimento che l'azienda è una bella azienda, è un'azienda che guadagna, è un'azienda che vale, perché altrimenti, sto parlando specialmente di società di investimento e di fondi italiani, ma vale anche per quelli esteri, quelli italiani ancora di più, fanno molto coi piedi di piombo, quindi se possono fare magari 5 investimenti, ne fanno uno solo, quello dove sono molto molto sicuri, quindi scelgono delle aziende che diano loro delle certezze. Gli americani sono molto più propensi al rischio, per esempio. Quindi già la prima cosa è, se mi hanno scelto significa che la mia è una bella azienda, e questo è il primo punto. Il secondo punto è l'obiettivo delle società che investono, è quello di, nel giro di qualche anno, possono essere 5 anni, possono essere 8, possono essere di più, ma vogliono poi rientrare dal loro investimento e quindi vogliono far crescere l'azienda. Quindi anche le prospettive di sviluppo sono più che buone. Da questo punto di vista forse è da sfatare anche questo concetto del fondo italiano, fondo straniero, no? Perché spesso magari anche soggetti politici fanno un po' del populismo sugli investimenti da parte di stranieri, sembra che stiamo svendendo, no? Cioè, quante volte si è sentito stiamo svendendo il paese, stiamo svendendo le eccellenze. Professor Bagnoli, qual è il tuo punto di vista? Ma allora il problema di vendere di per sé, io credo che non sia un problema tanto di nazionalità del fondo, credo proprio che sia il modo di agire del fondo, e provo a spiegarmi. E forse in questo c'è una differenza, come diceva prima, tra fondi italiani e fondi stranieri, nel senso che se la società di private equity entra e identifica una ragione per cui questa impresa ha delle potenzialità inespresse, generalmente per incapacità di gestire processi di crescita, entra, la fa crescere, fa in qualche modo emergere queste potenzialità, tanto che si crea un vero valore, non un valore sulla carta, che sia straniero, che sia italiano, anzi, le dirò, se mi acquisisce, una delle grandi debolezze, ad esempio, delle imprese italiane è l'incapacità di distribuire. I francesi, ad esempio, sono bravissimi a distribuire. Se mi acquisisce un fondo, no? Stiamo ragionando anche con BNL, che fa parte del BNP Paribas, gruppo francese, se mi acquisisce un fondo francese che non ha il prodotto ma la catena di distribuzione, le sinergie possono essere massime. Attenzione però, perché alcune volte, soprattutto negli Stati Uniti, esiste l'idea di creare valore che si definisce sulla carta. E quindi cosa succede? Succede che, parlo però in questo caso di finanza, quella pura, che io onestamente non mi piace. Cosa succede? Compro un'azienda con un fatturato bassissimo, la compro, non ci lavoro tanto sui fondamentali, ma la faccio crescere esogenamente gli faccio fare girare degli acquisti, gli faccio triplicare il fatturato, e a quel punto la rivendo con un fatturato triplicato a qualcun altro, ma sulla carta. Questo invece, ci sono stati dei processi che credo negli Stati Uniti, però chiedo conferma, avvengono all'ordine del giorno, cosa che invece noi ancora fortunatamente non ci immaginiamo. Quindi in questo senso non è tanto la nazionalità, ma è proprio lo scopo. Se il fondo entra ed apporta sinergie, competenze, relazioni vere per sviluppare la seconda parte del problema dell'azienda, che è quello di scalare, io credo che sia italiano che sia straniero non cambia nulla. Ingegnere Imperiale, ma di solito è l'azienda, cioè il titolare, che si propone al fondo, o è il fondo che propone l'acquisto all'azienda? Come funziona? Tutte e due. Direi che un certo orientamento a fare entrare diciamo così, una società di private equity deve comunque esserci. Poi magari può capitare il contatto, tipicamente attraverso dei professionisti, delle società finanziarie, eccetera, ma un orientamento da parte dell'imprenditore o degli imprenditori a fare entrare dei partner ci deve essere di base. Bagnoli, allora, su questo, scusa, sì, se posso aggiungere una cosa, secondo me le nostre imprese dovrebbero, un metro di successo per capire se stanno facendo bene è che dovrebbero avere le società di private equity che gli bussano alla porta dicendo vorrei comprarvi. Poi possono non vendere, possono decidere
di provare la scalata da soli, però tecnicamente tutte le nostre imprese dovrebbero avere qualcuno che gli bussa dicendo vorrei comprarvi. Questo è un metodo di successo e attenzione che questo implica lavorare moltissimo sul tema della trasparenza, e intendo trasparenza contabile da una parte, ma trasparenza anche di visibilità dell'azienda in un mercato più ampio di quello, diciamo, competitivo loro, che è anche il mercato finanziario. Quindi poi possono decidere di non vendere, ma essere appetibili per un fondo è secondo me un metodo di misura del successo importante. Senta, allora, no, perché siccome era una domanda complicata che aveva bisogno anche di una risposta un attimo più complessa, adesso io do un attimo di pausa e gliela faccio. Così mi preparo. Esatto. In collaborazione con Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. in collaborazione con Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio. Allora torniamo a parlare di questo argomento appunto legato all'acquisizione di aziende che funzionano nel nostro territorio da parte di soggetti terzi, che siano in questo caso appunto dei fondi italiani o stranieri. E la domanda che volevo farle, Bagnoli, è questa: ma rispetto alle opportunità per i nostri ragazzi, per i nostri giovani e magari quelli che hanno studiato e che vogliono insomma cercare di crescere come profilo professionale, il fatto che le aziende siano acquisite da fondi e che quindi siano strutturate in maniera più dal punto di vista del management, immagino possa essere un'opportunità positiva per loro. Sì, assolutamente. Già il crescere, un'azienda che cresce è un'azienda che dà opportunità, perché un'azienda che non cresce significa che non esistono spazi per i giovani da coprire, cioè deve andare via uno per poter essere coperto da un giovane. Quindi già un'azienda che cresce è un'opportunità. Chiaramente diciamo, nella realtà dei fatti, se l'azienda è familiare ed esiste l'imprenditore, la crescita è un po' più difficile, nel senso che ha più difficoltà a delegare in linea generale e poi se delega vorrebbe delegare a membri di famiglia. Alcune volte i membri di famiglia possono essere delle grandissime opportunità perché hanno vissuto l'azienda dall'inizio e quindi possono essere persone molto capaci e con grande commitment, però possono essere o possono non esserci, oppure possono essere persone magari che hanno altre qualità, altre attitudini. In questo senso l'avvento di un manager anche esterno, comunque l'affiancamento all'imprenditore di un manager esterno, sicuramente può aiutare dei percorsi di crescita dei nostri laureati brillanti che devono in qualche modo essere accoppiate a imprese brillanti. Io comunque sul tema, come sai, un tema che mi sta molto a cuore, lo dico sempre, noi viviamo in un momento drammatico da questo punto di vista, perché per la prima volta i nostri ragazzi hanno prospettive inferiori alle nostre. Non è che vivranno peggio di come viveva mia nonna, però mia madre aveva prospettive migliori di mia nonna, io avevo prospettive migliori di mia madre, per questo momento, in questo momento abbiamo invertito, quindi abbiamo una responsabilità enorme. Io dico sempre agli imprenditori anche che nel momento in cui l'impresa sta iniziando a funzionare si prendano subito qualche giovane brillante e se li facciano fare da autista, cioè in maniera che in qualche modo condividano quello certo. che è il feeling rispetto all'impresa, perché come posso dire, l'idea, dicevo prima, dell'imprenditore a un certo punto, quando le cose sono consolidate, andarsene, fondare un'altra impresa e avere magari fatto crescere delle professionalità interne può essere di grande aiuto. Ribadisco, se c'è il manager esterno tutto questo è più semplice.
Senta Imperiale, tra l'altro proprio oggi un bel assist su questo tema l'ha fatto Landini della FIOM, il quale ha dichiarato, leggevo un articolo questa mattina, che insomma, ben vengano queste realtà che vanno a investire, insomma, che lo dica qualcuno come Landini, è abbastanza, diciamo che lui va dritto, no, sulle sue idee, insomma, non che lui sia un certificato di garanzia, per carità, però insomma è un assist. Come lo valuta? Beh. Sì, è chiaro che Landini lo vede soprattutto dal punto di vista di sicurezza dei posti di lavoro. Certo. Io vorrei cercare io penso che anche i dipendenti. Certo, ma io vorrei cercare di allargare un pochino la prospettiva. Se arriva una società dall'estero ed è disposta a portare soldi, tempo, risorse, attenzione per acquisire una partecipazione alla società italiana, è una bellissima occasione per sviluppare l'azienda. Poi dallo sviluppo dell'azienda vengono anche i posti di lavoro, non soltanto per le persone che ci sono direttamente dentro, ma anche per tutto l'indotto, per tutto il territorio. Un'azienda che si sviluppa dà lavoro a tante altre aziende, a tante altre persone. E qua invece è l'ingegnere che fa un assist a lei, Bagnoli, perché sembra che stia descrivendo in qualche modo Innovarea, no? Questo progetto del quale accennavamo prima, che se vuole riassumerlo molto velocemente poi capiamo il link qual è. Lo riassumo molto velocemente, però posso fare una chiosa anch'io. Noi dobbiamo partire dall'idea che per un vero imprenditore il vero prodotto è l'impresa stessa. Quindi cosa succede? Che quando un vero imprenditore è riuscito a realizzare un'impresa, prodotto che riesce a vendere, ha ottenuto il massimo. Con quei soldi l'importante è che poi ritorni a fare l'imprenditore, li investa e rigeneri altre imprese. Questo è un meccanismo secondo me assolutamente perfetto. Se noi abbiamo spirito imprenditoriale e continuiamo a far crescere aziende che gli altri poi vengono a gestire, a consolidare, a scalare, benissimo, prenderemo questi soldi e avvieremo altre imprese. Questo secondo me è un meccanismo che potrebbe essere proprio un nuovo modo anche di intendere il capitalismo in Italia, che comunque abbiamo caratteristiche che sono diverse, quindi assolutamente uno sviluppo interessante. Andando nel concetto di Innovarea invece vogliamo riassumerlo. Beh, Innovarea appunto vuole immaginarsi, Innovarea è un progetto che è stato fortemente voluto dalla Regione Veneto nella veste dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca e innovazione, l'assessore Coppola, al quale ci tiene moltissimo, è stato fortemente voluto dalla loro presidente piccole imprese di Confindustria Veneto, Alberto Baban, che nel frattempo è diventato presidente a livello nazionale della piccola industria, e fondamentalmente cosa è successo? Che l'assessore e il presidente mi hanno chiamato e mi hanno detto stiamo affrontando solo aziende in difficoltà, quindi rispondendo ad aziende in difficoltà noi vogliamo immaginarci anche invece che esista un nuovo modello che dobbiamo ipotizzare, verificare e provare in qualche modo a dare come guida agli imprenditori per aiutare a fare il sistema. Abbiamo sviluppato questo progetto, abbiamo sviluppato proprio un manifesto molto complesso, mi dicono sempre è molto complesso, io rispondo che la crisi è un problema molto complesso alla quale ci possono essere tante soluzioni semplici che non vanno bene, quindi a complessità rispondiamo con complessità. Il tentativo di Innovarea, il primo tentativo è stato quello poi di elaborare questo pensiero partendo ad analizzare le aziende che stanno funzionando, nel senso che noi abbiamo molte aziende in crisi ed erano aziende fragili, abbiamo molte aziende che comunque resistono alla crisi, ma abbiamo un numero comunque non banale, parliamo di un 800-900 imprese in Veneto che in crisi hanno migliorato, che è un concetto diverso, noi abbiamo chiamato antifragilità, no? Cioè la fragilità, la robustezza e l'antifragilità. Il fatto che arriva la crisi e io miglioro è una cosa interessante, perché significa far sfruttare in qualche modo una discontinuità esterna per in qualche modo appunto riuscire a migliorare e diventare antifragili. Stiamo studiando queste imprese, è chiaro che all'interno di questo panel ci sono, io le chiamo le imprese della disperazione, no? Tipo il compro oro o i giochi, no? Nel momento in cui c'è crisi le persone. Però esistono invece altri modelli di impresa all'interno di questo panel che stiamo studiando che invece dimostrano veramente una capacità di visione superiore che noi vorremmo studiare e celebrare, facendo in questo momento capire che l'impresa è un fattore sociale fortissimo, cosa che un po' negli ultimi anni si era perso, si vedeva solo come il male, e nel contempo poi riuscire a farne testimoni per altri imprenditori o altre imprese. Imperiale, lei è qui nel territorio da 2-3 anni, no? Sì. In questi 2 o 3 anni, intanto, ha colto qualcosa in termini di cambiamento di questa resilienza? Antifragilità.
che è la capacità di trasformare in positive gli aspetti negativi e dare una positività sostanzialmente. Quello che le posso dire è che ho avuto soprattutto delle conferme, cioè delle conferme che noi come italiani in generale, poi le persone che lavorano nelle aziende manifatturiere in particolare, tirano veramente fuori il meglio di sé quando sono in situazioni difficili o quando c'è una situazione di crisi, eccetera. Qualcosa del genere. Vabbè. Però non è un paragone, tu lo dici ridendo, ma in realtà è spirito italico. Sì, è vero. Cioè non è una coincidenza. E quindi, dicevo, ho avuto questa conferma. Poi è chiaro che noi tutti quanti stiamo aspettando, quando non si sa, tra qualche mese, speriamo, l'anno prossimo, che ci sia un'apertura anche da un punto di vista proprio macroeconomico. Cioè, alla fine si può resistere a degli anni difficili, ma poi ci vogliono anche gli anni di vacche grasse per Bacco. E quindi dobbiamo prepararci, adesso abbiamo delle aziende che sono sicuramente meglio messe da un punto di vista, sono sicuramente più magre, sicuramente più efficienti di come erano 4-5 anni fa all'inizio della crisi. Adesso, se vengono i momenti buoni, siamo pronti, quindi ci auguriamo che arrivino il prima possibile. Bagnoli, secondo lei è comunque servita un po' questa crisi? Beh, la crisi sì, assolutamente serve, perché in qualche modo pulisce il mercato da chi immaginava di essere un imprenditore o un manager e di fatto non lo era. Sì. Io non sono, rispetto a quello che diceva l'ingegnere, non sono convintissimo delle vacche grasse. Io credo che il mondo ormai sia un mondo di vacche magre, e questo però in realtà può spingere noi ad essere imprese più di proposta e riuscire in qualche modo comunque a conquistarci degli spazi di mercato che sono pazzeschi, nel senso che noi in qualche modo abbiamo il mondo a disposizione, c'è un mondo che sta correndo e le nostre imprese sono assolutamente apprezzate all'estero. Ero in Messico 4 mesi fa, mi continuavano a far vedere prodotti italiani, non erano italiani, erano marche sconosciute, prodotte in Messico ma che sono vendute con l'Italian Sound, perché il messicano, che 120 milioni di persone crescono 5% all'anno, vuole prodotti italiani, dell'alimentare, dell'arredamento, dell'abbigliamento. Allora, questa crisi in qualche modo ha un po' stanato le imprese a dire non guardiamo solo a mercati locali, dove locali io intendo anche europeo, cioè per me il locale non è Treviso, per me il locale è l'Europa, ma affrontiamo anche un tema di mercati internazionali, e questo può avere un effetto di ritorno incredibile, perché nel momento in cui io mi confronto con culture molto diverse e mi adatto a rispondere a queste esigenze, di fatto posso avere degli stimoli di innovazione anche per innovare localmente, perché in qualche modo incontro culture, modi di pensare, modi di risolvere anche le situazioni, di risolvere dei problemi che sono degli stimoli pazzeschi all'innovazione. Qualche secondo di interruzione. Dunque ritorniamo in diretta e io penso che comunque prima, quando si parlava di vacche grasse, fosse anche un concetto di consumi interni, perché in questo momento noi abbiamo un paese che è bloccato perché ci sono meno soldi, ma anche perché chi ne ha uno in più lo sta mettendo via, perché se voi andate a vedere i dati sui conti bancari, il risparmio delle famiglie sta aumentando, cioè il dato aggregato. Ovviamente poi c'è chi in difficoltà, che non ce la fa tutta la vita, però insomma il dato aggregato. Quindi vuol dire che c'è paura, e se un paese non spende, non si sente nella tranquillità di fare anche piccoli investimenti, è duretta trovare sempre da vendere all'estero. Questo però è un tema proprio di come anche stiamo affrontando noi questi problemi, nel senso che proprio in innovare abbiamo deciso di celebrare chi ce la sta facendo, chi sta raddoppiando i fatturati, chi sta avendo grande redditività, chi sta assumendo, perché sennò se uno apre il telegiornale si parla dell'articolo 18, licenziamenti, gente che non ce la fa, gente che, cioè un disastro, no? E quindi anche chi va bene, il tema è questo, che anche chi va bene guardando la televisione, e questo siete assolutamente responsabili voi, dice... Ma infatti noi siamo talmente responsabili che stiamo parlando positivamente. Esatto, dice io sono l'unico albero positivo in una foresta malata, a questo punto sto fermo perché rischio di ammalarmi anch'io, mentre invece dobbiamo riscoprire che esistono tutta una serie di imprese che stanno andando molto meglio in crisi e quindi ce la si può fare.
Gli studenti, visto che lei ha il contatto diretto, che approccio hanno? Cioè, quanto sentono questa pressione, questa negatività? Ne parlano con voi, vi si confrontano? Allora, perché poi gli studenti di materie come le vostre ovviamente sono molto rivolti alle imprese, perché insomma, uno studente magari di medicina è anche meno interessato per sua natura. diciamo che il tema è questo, parliamo degli studenti brillanti chiaramente, quindi ormai gli è passata un po' l'idea, e anche su questo io personalmente, con anche i miei colleghi stiamo combattendo, che bisogna andare all'estero, appunto. Cioè che non esistono opportunità significative in Italia, quindi come posso dire non sono molto preoccupati, tra virgolette, sono ormai rassegnati, e guardate che quando uno da preoccupato passa a rassegnato no, bene. Non è bene, perché se uno è rassegnato non va avanti. Allora il tema è questo, che noi invece stiamo dicendo: guardate che esistono grandi opportunità qui, perché poi sembra uno slogan, ma se noi perdiamo il capitale umano, cioè noi non abbiamo petrolio, non abbiamo distese per fare piantagioni, cioè abbiamo il turismo grazie alla bellezza e alla storia, che non è merito nostro come capitale, l'altro è il capitale umano, ed è un capitale apprezzato all'estero, quindi bisognerà fare di tutto per riuscire a mantenere le persone più brillanti qui. E quando mi si dice ma no, è importante che vadano anche all'estero, ok, allora giochiamo una partita in cui cerchiamo di attirare persone estere brillanti qui. Anche perché insomma uno studente costa al paese, cioè in termini economici la formazione mi sembra che avevo letto l'altro giorno di 700-800 mila euro il costo di un laureato arrivato ai 23-25 anni, a seconda se è fatto, metti che siano anche 200.000, adesso non so che avessero esagerato in questo dato, però è un investimento che ha fatto il paese, oltre alla sua famiglia. Da un certo punto di vista un ragazzo brillante, capace, che va all'estero è una perdita importante proprio come risorsa per la nazione. Questo è indiscutibile. Si spera che vada all'estero, faccia un'esperienza che lo fortifichi, lo renda ancora più esperto, ancora più bravo, eccetera, poi torni qui e ci porti anche altre cose dall'esperienza che ha fatto negli Stati Uniti, in Germania. Ma volendo fare il paragone calcistico, vai 2 anni al Barcellona, torna a casa e gioca in una delle nostre squadre. Possibilmente meglio di come giocavi prima. Ovviamente. Perché ha imparato dal Barcellona qualche cosa. Ma io volevo dire una cosa, nelle aziende, anche le aziende che vanno ragionevolmente bene, assumere dei giovani brillanti diciamo è qualcosa che si fa con una certa prudenza, non perché costino, perché onestamente non è il costo il primo ostacolo, è che noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti di questi ragazzi giovani, eccetera. Noi dobbiamo metterli in condizioni che possano fondare la loro vita lavorativa, quindi torniamo a quello che dicevamo prima. Dobbiamo dare delle ragionevoli garanzie che l'azienda si stia sviluppando, che l'impresa si stia sviluppando. A questo punto noi possiamo cercare dei ragazzi svegli, magari anche per fargli fare da autisti, ma autisti nel senso di persone che imparano perché hanno le capacità per metterle a frutto molto velocemente. E ancora di più torna il discorso che facevamo prima. Quando interviene un operatore finanziario che dà delle spalle finanziarie un po' più solide all'azienda, impone anche, perché alla fine è un'imposizione, perché ti dice il tuo compito è quello di sviluppare l'azienda nei prossimi 5, 6, 7 anni. Da un certo punto di vista l'imprenditore ha più la libertà, se non si sente in vena di svilupparsi, di stare un po' nel suo angolino e coltivare il suo orto. L'azienda che è oggetto di un investimento da parte di investitori professionali questa opportunità non ce l'ha, ha proprio il compito istituzionale, e qui sto parlando da responsabile proprio di un'azienda in questa situazione, ha il compito istituzionale di trovare tutte le opportunità e di fare il 101% di sforzo per tirar fuori tutte le possibilità di sviluppo. E qui probabilmente ci sta il discorso sui fondi, ci sta il discorso del passaggio generazionale e di un vecchio sistema imprenditoriale nel quale il fondatore fa una gran fatica ad andare dalle carote nell'orto, cioè perché rimane un problema del nostro management che magari non c'è mai stato, non ci abbiamo mai avuto nel DNA, che ci troviamo figure che non vogliono assolutamente allontanarsi da quella che è la realtà.
Certo. E voi con i vostri studi e con le vostre... Beh, qui parlo anche da esperienza personale perché io sono figlio di un passaggio generazionale fallito. Mio padre, quando facevo l'università, mi ha convocato, abbiamo avuto divergenze di opinioni, era un imprenditore, tra l'altro una famiglia imprenditoriale anche abbastanza vecchia, insomma una certa storia, e mi ha detto guarda che tutti sono utili, nessuno indispensabile. Mio padre, io ho detto beh, partendo da te. E questo non è stato colto bene, non quindi è stato gradito. Sostanzialmente mi hanno avviato, ho deciso di avviare la carriera universitaria. Esatto. Questo però è un tema fondamentale, io quindi qua parlo anche proprio per esperienze, dopo possiamo fare dei ragionamenti più in qualche modo scientifici, cioè io la chiamo la sindrome dell'imperatore, no? Quindi tutto sommato o del re, l'età c'est moi, lo Stato sono io, e c'è quasi un gusto masochistico che dobbiamo assolutamente debellare nel vedere l'azienda soffrire se non ci sono, perché dimostro che fondamentalmente l'azienda ero io. C'è questa impersonificazione che chiaramente se l'azienda cresce non può più esistere, e quindi la crescita dell'azienda toglie anche questa impersonificazione. Se teniamo conto che un terzo delle aziende a livello mondiale, non solo un problema italiano, fallisce al primo passaggio generazionale, alla fine 2/3 fallisce al secondo passaggio generazionale, è un tema di una gravità pazzesca, certo. Dove bisogna agire però su tanti aspetti. Bisogna agire sull'imprenditore, il quale se ha dei figli, occorre dire ok, tu hai figli, e se trovi il figlio bravo, benissimo, perché ha commitment, c'è storia, il nome dell'azienda, intanto coltivati anche, fai crescere in un'ottica di nuovo manager qualche studente brillante che magari non ha la fortuna di avere il padre imprenditore, anche perché generalmente se è un'impresa grande, importante, i figli non hanno questa fame di affermarsi, mentre invece magari persone che derivano da famiglie più modeste hanno più fame per affermarsi e quindi hanno più motivazione. E quindi bisogna lavorare sull'imprenditore, bisogna lavorare sui figli, no? Quindi c'è anche tutto un tema di passaggio gestionale sui figli, e sempre nell'ottica di crescere, nel senso che se si cresce alla fine delle ragionevoli spazi anche per manager esterni che possono aiutare i figli ci possono essere, se no è un problema gravissimo e comunque va anche superato un aspetto che è tipico del nostro territorio, dove tante aziende sono cresciute proprio grazie al legame che si è venuto a creare tra l'imprenditore fondatore e i dipendenti. Vero. Perché io penso che la spinta nasca tutto da lì e da questo legame pazzesco che va spiegato per esempio con una bassissima rilevanza dei sindacati, c'è tutta una serie di fenomeni che sono proprio caratteristici, però probabilmente a un certo punto si arriva a un limite nel quale bisogna rivoluzionare le cose, il cambiamento che dicevamo prima, e là chi c'è, chi non c'è, poi soprattutto in una situazione di crisi salta in aria. Penso che sto molto banalizzando la cosa, ma non penso di essere distante dalla realtà. No, è vero. Poi questi limiti, almeno dall'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, sono due. Una è proprio la crescita dell'azienda porta complessità. E quindi gestire un'azienda con 100 dipendenti è una cosa, gestire un'azienda con 15 dipendenti è un'altra. Però c'è anche un discorso proprio tecnico. Cioè, oggi è difficile pensare a un'azienda che abbia un mercato solo nazionale o addirittura solo locale. È difficile pensare a un'azienda dove la tecnologia sia la stessa di quando l'imprenditore ha cominciato a lavorare. Sono passati decenni, sicuramente sono cambiate tante cose. Siamo sicuri che le cose che l'imprenditore conosceva bene, su cui ha basato il suo successo nei primi anni, negli anni gloriosi, sono ancora le stesse, sono ancora valide. Non so, le immagini per esempio un imprenditore nel dopoguerra che facesse macchine da scrivere, no? Molto appassionato di meccanica fine, faceva delle bellissime macchine da scrivere. Quando poi è arrivato agli anni 60, agli anni 70, avrà avuto la capacità di pensare che doveva cambiare radicalmente? Ecco, forse un intervento dall'esterno. Questo è quello che è accaduto, Bagnoli, secondo lei, in Dainese? Beh, Dainese è una storia, per come la conosco io conosco bene l'attuale amministratore delegato di Dainese, che è Federico Minoli, il quale è proprio un esempio di capacità da parte dei fondi di rilanciare imprese italiane. Lui ha avuto più di un grande successo, ma certamente il più noto è Ducati, cioè lui è arrivato, la Texas Pacific, credo fosse il fondo, comprò Ducati come marchio, un'azienda in qualche modo finita, e arrivò lui da manager di un fondo e rivoluzionò Ducati fino a portarla alla realtà che oggi conosciamo, facendo tutta una serie di cose all'epoca, come posso dire, paradossali che le facesse un manager, cioè rifar diventare gli operai orgogliosi di lavorare in Ducati. Ve ne dico una perché, e poi parliamo di Dainese, ma c'è questo collegamento. Lui arrivò e
prese tutti i parcheggi di fronte agli uffici e fece solo parcheggi per moto e disse: chi vuole venire ad parcheggiare vicino agli uffici deve usare la moto, perché noi dobbiamo usare il nostro prodotto, se no tutti gli altri con le macchine parcheggiano a 1 chilometro di distanza, compreso il direttore generale. E questo chiaramente creò scompiglio, no? Ma certo. Chi è questo qua? Cosa fa? Recuperò in qualche modo il primo pilota della Ducati celebrandolo, e ha creato. La Ducati è stata una delle aziende, seguendo l'esempio in realtà di Harley Davidson, che ha creato una tribù, cioè Sì, è vero, gente appassionati della moto. Ecco, Minoli è stato chiamato da Lino Dainese. Devo interrompere un secondo e poi arriviamo a Minoli in Dainese. Ultima pausa. Allora, ancora qualche minuto di questa trasmissione. Prima ho bruscamente interrotto il ribelle Bagnoli sull'inserimento di Minoli appunto in Dainese. Sì, no, nel senso che Federico Minoli è arrivato in Dainese e in qualche modo si è posto appunto, credo, questo obiettivo. Lino Dainese è verrebbe da dire un grandissimo inventore, è forse meno bravo a fare l'innovatore. La differenza fondamentale è tra trovare prodotti e soluzioni geniali e commercializzarle, far sì che questi creino valore. Quindi Dainese cosa ha? Questa capacità di Lino Dainese, del suo staff, di trovare delle cose bellissime. Adesso stanno lavorando. E poi le cose non arrivano a caso, perché Dainese è un grandissimo appassionato d'arte. Lui ha delle opere d'arte incredibili anche in azienda, di grandissimo valore. E su questo si potrebbe aprire una trasmissione. Però dico, anche loro adesso hanno messo a punto un algoritmo per cui c'è un giubbetto tipo airbag che si gonfia nel momento in cui sta cadendo, e questo è uno sviluppo tecnologico bellissimo. E il problema è capire adesso: lo vendiamo a chi scia o alle persone anziane? Quali sono i mercati da coprire? Come lo distribuiamo? C'è tutto il tema della scalabilità. In questo senso credo che l'operazione di vendita, che io non ho seguito assolutamente, ma immagino leggendolo da fuori, sia il tentativo appunto di prendere questo potenziale di innovazione incredibile creato per riuscire a renderlo un potenziale di creazione di valore economico. Quindi io credo che la Dainese nei prossimi anni otterrà dei risultati molto importanti. Innovazione e creatività, sulla quale tra l'altro voi come Virosac avete addirittura fornito dei premi all'interno della vostra azienda ai vostri dipendenti. Sì, lo facciamo e lo faremo di nuovo quest'anno. Sia perché la Virosac tradizionalmente è sempre stata l'azienda all'avanguardia nel campo, diciamo, della lavorazione della plastica per quanto riguarda le innovazioni, i brevetti e così via, e sia perché ci teniamo molto a tenere tutti i nostri dipendenti diciamo così, insieme in un gruppo per cercare di migliorare l'azienda. Quindi sia è diviso in due questo premio, sia per i nuovi prodotti a cui chiunque può, quindi all'interno della vostra struttura, sì, insomma, se uno viene allo spunto sa che se poi funziona c'è anche un premio, che insomma, è un sistema di motivazione non da poco, ovviamente. Certo, e la seconda parte, quindi diciamo sui nuovi prodotti è abbastanza ovvio, invece la seconda parte, tutti i possibili miglioramenti nella maniera di produrre, che è molto importante, anche perché magari non tutti hanno l'idea per un prodotto in plastica nuovo, ma magari lavorando su una macchina si rendono conto che certe cose possono essere fatte meglio. Lei nella sua esperienza ha avuto parecchie occasioni di stare appunto anche all'estero, no? E diceva che, giusto per trasmettere positività, no? Che spesso i lavoratori italiani sono molto graditi all'estero. Cioè noi siamo molto autocritici noi nei nostri confronti rispetto a quello che invece lo sono gli stranieri. Assolutamente. Io non ho, ormai ho lavorato in una decina di nazioni diverse, non ho mai trovato nessuna nazione in cui i lavoratori fossero più bravi e più motivati. Vale per i vari livelli o comunque magari identificato? Diciamo che vale per tutti i livelli. Diciamo, questo vale soprattutto per chi lavora nell'industria manifatturiera, che è quella che ho visto più da vicino. Nel mondo dell'arte, dello stile, della sartorialità non dico niente perché è del tutto ovvio. E gli ingegneri sono molto bravi, sono a livello dei migliori ingegneri, parlo di società di ingegneria proprio, sono a livello delle migliori società di ingegneria americane o tedesche.
Io, ripeto, ho una grande fiducia negli italiani, che poi noi abbiamo anche i nostri difetti, va bene, quelli, insomma, ce li hanno tutti e insomma, quelli è inutile lo stare qui sappiamo, ma non ne parliamo adesso, parliamo dei pregi. E tutti ci vogliono bene, che è una cosa ma i nostri importante. difetti, i nostri limiti derivano proprio dal fatto che siamo particolarmente più bravi degli altri, quindi Questa è carina come idea. sì, ma essendo noi molto creativi, capaci di in qualche modo sempre risolvere i problemi, non ci siamo mai posti seriamente il tema di evitare che i problemi avvengano. È vero. Quindi più uno è bravo a Siamo più reagire, trasandati. creativo, più vive, diciamo, sereno del futuro, mentre invece un tedesco deve avere programmato tutto, perché se gli capita poi il problema non sa come gestirlo. Sì, è vero. Se noi riuscissimo ad avere la creatività, l'invenzione, la capacità, la flessibilità, la capacità di adattamento e un po' più di disciplina. la disciplina tedesca, non si può aver tutto dalla vita, dai. Ma Beh, il Veneto è così, adesso il tagliamo, Veneto si avvicina un po'. diciamo che il noi ci Veneto- dobbiamo sforzare di avere il massimo possibile. Magari non tutto, ma tutto quello che possiamo. Tendiamo il portare. meglio, giustamente. Signori, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, puntata molto piacevole, vi ringrazio, preziosi ospiti in quanto Grazie a a lei. contenuti e quello che ci hanno raccontato oggi. Speriamo di aver dato un segnale positivo anche a voi che ci avete seguito da casa, perché vi ripeto, ovviamente abbiamo problemi contingenti tutti i giorni, però insomma, sentire che ci sono opportunità è bene appunto che avvenga e fatene tesoro. Un caro saluto a tutti voi, rimanete sui nostri schermi e al prossimo mercoledì con me. In collaborazione con Hai fatto un incidente stradale? Hai subito danni fisici? Rivolgiti allo Studio Velo www.infortunisticavelo.com. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Per la tua casa, Serramenti Longato, produttori di infissi in PVC e alluminio.